Bella raga, ciao a tutti dal Comenda Veneziano. E dal Medi. Seconda rotta, Tessera Perché già Malpensa. inizi a ridere? Mi viene da ridere. Ehm, Allora, già mi viene da ridere perché già sono partito. Il computer mi ha messo l'aereo storto. Non so bene. perché. Comunque siamo a Tessera e la destinazione è Malpensa, che è a Milano. Medi, se Per vuoi... gli ignoranti che non lo sapessero. Ecco. Che facciamo? Partiamo? Sì, sì, vai, vai, intanto cazzeggio un po' che sono qua parcheggiato. Ok. Via! Sull'infinito e oltre! Mi sento molto Buzz Lightyear, cazzo. Eccolo là, aspetta, vediamo se... C'ho pure Eccolo le là. ali sembrano. Grande, Medi. Ho visto. Wow! Oh, c'è il sole, eh. Io adesso siamo. Io Sono direi no, io mi sono alzato e adesso c'è nebbia. Ok, no, adesso è diventato sole. buono. Adesso vediamo. Adesso. Ecco. Vai. Milano, Senti, stiamo arrivando. direi teniamoci sui 600 miglia orarie. Va bene, perfetto. Salutiamo la splendida Venezia. Che Dogge ama tanto. E beh, Non per di Venezia, no. mamma mia che nebbiona qua. C'è nebbia comunque. Purtroppo a Venezia Guarda, è io così. dove sono adesso non la vedo. All'inizio sono partito e mi sono trovato un banco di nebbia assurdo. Ma comunque la. Invece adesso vedo addirittura un altro aeroporto. Sì, Che qui vedo due aeroporti. a Venezia sì. Ce n'è uno piccolino al Lido. Ah. Eh sì, infatti sto volando sopra quello piccolino. Cavolo, siete equipaggiati bene. Sì, dai, sì, sì. Cazzo, ormai parlo nerdese ormai. Siete equipaggiati bene. Io Che comunque schifo. veramente, cioè, io di nebbia ne vedo Fate un molta sacco di comunque. GS. Hai preso quello che dovevi prendere? Cosa, scusami? Ecco, là c'è Hai preso quello Venezia che dovevi comunque, prendere col Dodge? Lido, tutto. Ecco, inizia a fare un po' Piero Angela, vai. Ecco. Ok, buono. Comunque il tempo non è stabile, cioè alla fine c'è parecchia nebbia in giro, sinceramente. Ma guarda, io non so perché a me non me lo fa vedere, sto prendendo abbastanza sereno. Quanti piedi sei? Ah no, eccoli là sopra. Oh, sei più veloce di me, a quanto stai andando? Scusami perché io sono con la visuale esterna per cui non vedo la velocità, vado un po' a occhio. Ti raggiungo. Sono un po' rallentato comunque. Comunque. Che ore sono? Saranno le Fai 8, vedere anche la cabina dell'FA Hornet giusto? di ultima generazione, che non è di ultima generazione, però è sempre figo. Ho già sbagliato. Eccola qua. Sì, però, cioè, io voglio. Cioè, è meglio far vedere il paesaggio, capito? Così si vede poco. È un Ascolta, documentario tipo Piero non Angela si vuole uno sul studio nostro viaggio. in geografia, insomma, per capire che è il lago di Garda. Senti, ma ci facciamo tipo velisti per caso? Noi facciamo, no, Ah, velisti per caso bello. no, perché le vele non ce l'abbiamo. Ecco. Facciamo tipo aeroplani per caso. No, cazzoni per caso. Aeroplani a caso. No, cazzoni per caso. Penso sia la cosa più giusta. No, no, quello più caso io. Aeroplani a caso.
cazzo. Guarda Medi, facciamo quello che vuoi, l'importante è arrivare sani e salvi a Milano, il resto... Penso che questo non c'è video niente. lo rifaremo quando ci saranno giornate di sole. Allora mai, perché a Milano è Se stato... qualcuno è di Milano ci manda un messaggio, guarda oggi c'è il sole, ok, facciamo oggi. Cioè, sono in mezzo alle montagne, cioè io... Ah, eccole qua, finalmente... Finalmente un po' di... Un po' di sole. Però sono in una bella location qua, lago, montagna, Medi che fa il coglione, sono tutte cose strepitose queste. Sì, sono proprio le bellezze della vita. Chi non ha un medico che fa il coglione? Beh, Ma devo dire che ho imparato a guidare questo aereo perfettamente. Sono un piccolo genio di questo no, aereo. io sto rallentando molto perché sono proprio in mezzo ai laghi, alle Sì, montagne. sì, io sono... Sì, fai vedere, fai vedere. Fai vedere quanto è bella la nostra Italia. Beh, la Finché numero parliamo uno. di paesaggi. Beh, cioè non c'è proprio storia. Pieno di neve Poi poi, arriveremo ai veramente. Caraibi e tutti diranno che cazzo dicevate. Sono Comunque è molto pieno belli di i neve, Caraibi. Medi, pieno di neve qua in montagna, c'è una roba Sì, mostruosa. anche io. No, ma io ce l'ho proprio qui, sto tipo 3 cazzi, vedo tanta neve. Ok, là a sinistra, Confermate teoricamente. voi di Milano che ha nevicato? Oggi in data, che giorno è oggi? 20? 20 Sono alla adesso. tua sinistra. Cazzo, sono un po' lento, porca Eva. Non fai in tempo. Tocchi prima. No, forse ce la faccio. Vabbè, dai un po' di manetta, vai, vai. Ok, ok, a posto. Poca poca. Non c'è ghiaccio però. Porca miseria. C'è ghiaccio? Un po' sì. Bene. Aspetta che attacco lo snowboard Ok, sotto, vai, vai. Oh, questo è venuto bene. Sì, all'incirca, dai. E niente, sempre la stessa cosa però. C'è un po' l'impennata per il ghiaccio. Va bene, dai, comunque sono Sì, soddisfatto. infatti sono troppo veloce. Perché per sbrigarmi, Vabbè, ma vai che sennò tranquillo. devi aspettare. Oh mio Dio. Oh, Madonna. Ti verrò addosso, te lo dico. Vai, 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 vai. Uh. No, ma sei velocissimo. Freni a manetta. Freni a manetta. No, guarda come sono atterrato perfetto. Guarda, No, cazzo, è vero. guarda. Bravo. Madonna mia, lo tengo, c'è ghiaccio, lo tengo, c'è ghiaccio, lo tengo. Oh mio Dio, mi No. stai tramontando. No. No, Uragano, è fatta. ascolta, buono, dai, seconda rotta andata. E... La, Riparto. la terza rotta qual è? Dai, vediamo se Medi ha studiato. Medi? Voilà, sì, sono ripartito. La terza rotta? La terza rotta sarà Milano-Torino. Perfetto. Milano-Torino. Grande, l'ho dominato ancora, non ne so più dopo, te lo Ok. dico, quindi non chiedermene più. Ok. Veramente non ne so proprio. Buono ragazzi, io vi ringrazio e alla prossima. Ciao. Ciao a tutti.